Buongiorno, oggi nella rubrica di Veneto Globe, Dialogando con, ospitiamo lo scrittore, giornalista e amante della montagna Gianandrea Vincini, veneziano di nascita e cadorino di diritto. Un ben arrivati dunque agli ascoltatori e al nostro ospite, chiaramente, al quale chiediamo subito che si presenti un momento ai nostri ascoltatori. Chi è Gianandrea Vincini? Buonasera a tutti. Io sono appunto uno storico, sono giornalista e ho scritto diversi saggi su varie tematiche, soprattutto sulla città dove vivo, che è Venezia, e dove ho raccontato con numerosi saggi le problematiche inerenti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. E saggi che ho iniziato a scrivere intorno agli anni 90, che ho continuato fino a quest'anno, che è uscito il mio ultimo libro. L'altra mia grande passione, oltre alla città lagunare, è la montagna, come è stato poc'anzi ricordato, e alla quale appunto ho scritto diversi articoli recentemente per alcune testate giornalistiche web e anche un libro ultimamente che ho più volte presentato nelle vallate bellunesi, che si chiama Vivere in pendenza, per la Supernova Edizioni. Com'è arrivata la passione per la montagna? La passione per la montagna è arrivata probabilmente dovuta a un amore che i miei genitori mi hanno fatto avere soprattutto per le Dolomiti Bellunesi. Fin da quando avevo 6 anni io andavo in vacanza, come molti veneziani, a San Vito di Cadore per tutto il mese di agosto. E per me era un momento emozionante di gioia perché parlo di parecchi anni fa, ovviamente la montagna era molto ancora un po' selvaggia, diciamo. Io amavo stare nel verde, nella natura, amavo passeggiare, girare per le Dolomiti, dormire in rifugio, e per me era un momento di grande contatto con la natura e con le splendide montagne bellunesi. Col passare degli anni ci sono tornato, sono diventato adulto e ho apprezzato non solo la visione più bucolica o di cartolina della montagna, ma anche ho cominciato ad avere numerosi contatti, parlare con molti abitanti, con i residenti. Da lì poi appunto è nata anche la mia volontà di scrivere di montagna e raccontare anche quanto è difficile vivere in montagna, cosa che poi ho fatto nel mio ultimo libro, Vivere in pendenza. Sabato abbiamo inaugurato la mostra ricordo di Romano Tabacchi. La mostra porta un titolo un po' particolare: L'umanità delle Dolomiti. Perché questo? Perché secondo Romano Tabacchi, da quando c'è la convenzione dell'UNESCO, le Dolomiti hanno perso la loro umanità. Secondo lei condivide questa affermazione o è sbagliata? Questa è una domanda un po' complicata, dipende il fatto dell'umanità, dipende dal... Io penso che le Dolomiti UNESCO siano un aspetto molto importante, perché è evidente che le Dolomiti sono un patrimonio da tutelare, un patrimonio dell'umanità, nel senso appunto che va tutelato questa grandissima risorsa ambientale, naturale, della biodiversità, ma che è anche una risorsa di cultura e anche di vita, se pensiamo appunto a coloro che li hanno abitati. Perde l'umanità se si intende il fatto di non riconoscere che nella montagna ci sono persone che vivono e devono vivere e non sopravvivere, e hanno la necessità e il diritto di avere le stesse servizi, le stesse servizi sociali, ma anche per esempio o anche infrastrutturali. Non penso solo alle strade come spesso si fa, ma anche tipo all'internet, alla fibra, quant'altro, cioè far sì che abbiano gli stessi diritti, come dicevo prima, di chi vive in pianura, e che è facilitato da questo penso che sia un aspetto fondamentale. Se non viene pensata la montagna così, io penso che l'aspetto umano, l'aspetto che vuol dire vivere, essere legato a quel territorio, a conoscerlo e a tutelarlo, e in primis sono proprio le persone che ci vivono e che lo conoscono, allora in quel caso sì, ci può essere anche una certa forma si può anche
arrivare a queste affermazioni, queste però affermazioni. distinguerei l'aspetto. Secondo me difendere la montagna vuol dire difendere non solo la natura e il grande patrimonio che abbiamo geologico, storico e culturale, ma difendere anche chi ci vive in montagna, che sono i primi, in realtà la sentinella vera di quell'ente che si va a tutelare. Oggi però io sono qua principalmente per parlare di Venezia. No, io so che apre una porta aperta, però noi che viviamo a una certa distanza, no? Anche Sì. se poi lei quando viene su racconta tutta, però noi abbiamo una riflessione su Venezia più legata alla politica che non a quella che è in realtà la cultura di Venezia, il discorso di Tiziano, il discorso dei 600 anni di dedizione. Cosa ne pensa di questa diversità di opinione fra i montanari e quelli che vivono sulla laguna? Ma non so se c'è una grande diversità. Io più volte ho raccontato che in realtà molti temi e problematiche che ci sono in montagna ci sono anche a Venezia, nel senso sono due specificità particolari, montagna, ma anche Venezia che è un'isola. Molto spesso le problematiche di residenza, spopolamento, quindi problematiche sociosanitarie, problematiche educative, tipo che non si riesce a fare la prima in una scuola elementare perché ci sono pochi bambini, le difficoltà del vivere spesso sono molto simili. Venezia è una città speciale, come sappiamo, storicamente legata al Cadore, e questo è come hai ricordato giustamente tu, un elemento che è molto importante. I veneziani devono molto, secondo me, alla montagna, ai cadorini soprattutto. Basta ricordare il legname, la potenza marinara di Venezia era strettamente legata al legname proveniente dal Cadore, all'economia del Cadore. Le fondamenta della città si basano sul legno in gran parte del Cadore, quindi la vita di Venezia è strettamente legata alla montagna. Penso che oggi il problema vero di Venezia sia un po' simile alla montagna, ed è stato un po' dimostrato dalla tempesta Vaia, che ha distrutto in parte la montagna. Ha proposto come nell'era dei cambiamenti climatici eventi estremi possono colpire non più santuariamente, ma possono diventare un elemento periodico pericoloso. Vaia lo ha dimostrato, e poco dopo anche Venezia ha avuto un'acqua alta eccezionale che non si vedeva dal 66, che ha dimostrato nuovamente la delicatezza la delicatezza della città e quanto sia difficile ancora vivere in Venezia. I grandi eventi estremi sono un grande problema oggi, che probabilmente accomunano sia la città lagunare che la montagna, e su questo bisogna ragionare e anche intervenire sotto ogni punto di vista, anche scientifico e tecnologico. I cadorini hanno patito molto nelle giornate dell'acqua alta a Venezia. Addirittura i bambini con i quali parlavi non riuscivano a capacitarsi che ti fosse successo una cosa di questo genere. Loro abituati chiaramente dopo la tempesta Vaia a vedere le strade tutte rovinate, ma non capivano come poteva essere che l'acqua fosse così alta in una città bella come Venezia. Quello che stanno facendo adesso può portare a qualche soluzione? Innanzitutto diciamo che è importante che ci sia la consapevolezza, e purtroppo questo è il dato negativo. C'è voluta una grande acqua alta dopo il 66 che aveva l'acqua granda cosiddetta, no? L'alluvione che ha colpito Venezia, che ha colpito Firenze, che viene sempre ricordata, ma anche tutto il Veneto e quindi anche la Certo, montagna. certo. E poi purtroppo c'è stata questa questione degli eterni lavori del sistema MOSE, no? Delle paratoie per separare la laguna dal mare, e che dovrebbero combattere gli eventi estremi. Sono andati per le lunghe, sappiamo, 40 anni di lavoro. Poi c'è stato un momento di corruzione del Consorzio Venezia Nuova, sono stati arrestati tutto il management del Consorzio Venezia Nuova, più molti politici,
diciamo il paese, lo Stato italiano, Roma si è un po' distaccata dal problema Venezia, in quanto erano stati dati molti soldi, ma anche probabilmente in parte anche mangiati o comunque non solo per le tangenti, anche scelte non sempre condivise. Per fortuna, malgrado la drammaticità dell'evento di novembre scorso, l'attenzione del mondo intero, direi, nuovamente, come nel 66, è ritornata su Venezia, sulla difesa di Venezia, sulla salvaguardia della città. E devo dire che hanno ripreso ad arrivare dei fondi e sono stati dei commissari direttamente dall'ANAC, da Cantone, per gestire il Consorzio Venezia Nuova, che è il braccio, ricordo, il braccio operativo dello Stato attraverso l'ex magistrato alle acque per gestire le grandi opere, le bocche di porto, e hanno ripreso i lavori. Adesso sembrerebbe che entro dicembre del 2021 il MOSE fosse funzionante, che venga quindi dato allo Stato italiano per iniziare il collaudo e poi anche per intervenire di fronte a eventi estremi, anche se alcune prove sono già state fatte. Servirebbero anche altri interventi per la laguna di Venezia, di compensazione e altro. Quei bambini che hanno visto l'acqua alta nel novembre è stata drammatica. Io non ho vissuto il 66, ho vissuto quello di novembre, ho visto come l'acqua alta cresceva in modo incredibile, come la città veniva inondata, come l'avete visto tutti voi dai filmati, e penso che ci sia la necessità ora di intervenire. Spero che il MOSE funzioni, sappiamo che è un'opera appunto progettata negli anni 70, io vado anche oltre il MOSE, nel senso che bisogna anche ricordarsi che il livello, con i cambiamenti climatici è previsto un alzamento del livello del mare, e per cui bisogna anche pensare paradossalmente anche al dopo MOSE. Questo ci sarà, però bisogna pensare alle generazioni future, a un aumento del livello del mare, e quindi anche studiare già da ora, dal punto di vista scientifico, nuove tecnologie per salvaguardare Venezia e cercare di salvaguardare anche la sua laguna. Ecco, a questo punto noi ci troviamo davanti a un fatto che è comune. Venezia e il Cadore, come la montagna, perdono abitanti, diminuisce Esatto. la popolazione. Se noi riuscissimo a ristabilire un incremento sia nella popolazione di Venezia che nella popolazione del Cadore, pensa che le cose potrebbero migliorare? Penso di sì. Non si può, ho sempre detto, non si può salvaguardare Venezia, è un po' come parlavamo prima del patrimonio UNESCO, no? Non si può salvaguardare Venezia e quindi una città bella, amata dai turisti, storica, con soli 50.000 abitanti. Chi viene a Venezia deve vedere le sue bellezze storiche e naturalistiche, ma deve anche conoscere la sua cultura, la tradizione, che sono i suoi abitanti. Bisogna fermare lo spopolamento, incentivare un ritorno soprattutto dei giovani a Venezia per viverla e per dare anche un colpo anche all'economia nel senso positivo di riportare i veneziani nella loro città. E che c'è stato lo spopolamento in gran parte verso la terraferma, verso Mestre, verso Treviso. È la stessa cosa della montagna, non possiamo pensare di avere una montagna bucolica o di cartolina che piace tanto ai veneziani, ai trevigiani o chi altro va in montagna solo per la vacanza, ci sta a Ferragosto, a Natale e poi se ne va e chissà cosa succede. Io penso che la montagna abbia bisogno, come Venezia, di ripopolarsi, abbia bisogno di un ritorno nelle terre alte della popolazione, anche quella che se n'è andata, e per farlo, come succede a Venezia, bisogna creare lavoro, bisogna investire anche con delle leggi ad hoc. A Venezia ci sono state, devono essere finanziate, parlo delle leggi speciali, e bisogna valutare che forse anche in montagna servirebbe qualche specifica legge per cercare di rendere più praticabile il ritorno della popolazione, o meglio, far sì che i giovani rimangano in montagna e non se ne vadano. Non può essere tutelata la montagna senza la presenza dei suoi abitanti, che sono i primi, come ricordavo prima, le vere sentinelle del territorio e che la tutelano. Quindi è per me una battaglia fondamentale per il futuro della città dove sono nato, ma anche delle montagne che amo così tanto. Allora noi adesso ti avviamo alla conclusione, un'ultima domanda, Certo. quasi sul personale. Cosa ne pensano i suoi figli della vita in montagna?
I miei figli cosa ne pensano della vita in montagna? Allora, i miei figli pensano che abbiano ancora una visione, sono relativamente giovani, 16 e 13 anni, una visione ancora di montagna come vacanza. Amano il verde come me, amano venire in montagna perché è un momento in cui sono molto a contatto con la natura, è un momento di svago, è un momento di apprezzare anche alcuni aspetti tipici che non si trovano qui. E ci vengono volentieri. L'aspetto personale mio è quello di riuscire a dare a loro, con mia moglie anche, nel far capire appunto questo aspetto che la montagna, se loro vogliono continuare a venire su, ad apprezzarla e amarla, devono innanzitutto rispettarla. E il secondo aspetto è quello appunto di contribuire anche a far sì che rimanga vissuta, perché senza le persone, senza il recupero delle tradizioni, delle storie, della memoria, è difficile poter poi anche viverla intensamente come a me piace e come mi piacerà ancora fare. Allora a questo punto noi ti salutiamo. Auguri Grazie a a voi, Gianandrea che grazie, prosegua nella sua battaglia e noi grazie. proseguiremo nella nostra, che mi sembra sia pressoché uguale per Certo, quanto certo. riguarda i fini. Buona Grazie mille. giornata Grazie a voi di a avermi lei e chiamato. buona giornata ai nostri ascoltatori. Grazie, grazie a tutti, grazie.